Quella della Toyota nei rally è senza dubbio una tradizione di grande prestigio. Se la Toyota sia come vettura per le sue caratteristiche che come squadra, gestita da Ove Anderson con il suo Toyota Team Europe, fino a qualche anno fa era vincente soprattutto nelle gare africane e con questo ricordiamo le belle vittorie di Björn Valdegar ma anche di Juha Kankkunen. Negli ultimi anni macchina e squadra hanno raggiunto un ottimo livello di competitività e organizzazione ed i risultati si sono visti. Nel 90 Carlos Sainz vinse il suo primo titolo iridato piloti, con la Toyota seconda nel mondiale Marche, così come nel 92, per poi bissare il successo nel 93 e in questa stagione già in Finlandia con un notevole anticipo. Il merito va naturalmente anche ai piloti, Didier Auriol e Juha Kankkunen. Hai detto fin dall'inizio che quest'anno avresti corso soprattutto per la Toyota, per farle vincere il mondiale Marche. Hai centrato l'obiettivo? Sì, noi volevamo assolutamente vincere questo campionato del mondo Marche. Ci siamo riusciti e questa è la cosa più importante. Restano ancora 2 gare da disputare. Per me questo è stato un anno sfortunato. È stato molto difficile tenere testa ai miei avversari. A questo punto mancano ancora 2 gare valide per il titolo mondiale piloti, il Sanremo e il RAC, e al momento in testa alla classifica c'è Auriol, con Sainz al suo diretto inseguimento davanti a Kankkunen. La Toyota, approfittando della notevole superiorità del mezzo, potrebbe quindi centrare anche questo obiettivo. Chi ha le principali chance al momento è comunque Didier Auriol e se lo meriterebbe finalmente. Il tuo secondo posto in Finlandia è importante soprattutto per il mondiale Marche. È molto importante avere conquistato il titolo Marche, sia per la Toyota che per me. Ora posso concentrarmi sul mio diretto avversario Carlos Sainz per il titolo piloti. Nonostante i ripetuti successi, il team di Colonia sta già operando per il futuro. Lo si è visto al Mantarelli in Finlandia, dove Kankkunen ha portato al debutto la nuova Celica, prima del più recente Rally d'Australia, dove ha avuto modo di confermarne la sua già acquisita competitività, con un secondo posto a soli 6 secondi alle spalle della più collaudata Subaru di McRae. La nuova Celica, migliorata nell'assetto con diverse sospensioni anteriori e leggermente potenziata nel motore, con dimensioni maggiorate soprattutto in larghezza e conseguente differente bilanciamento, ha già dunque tutte le carte in regola. Lo si potrà constatare a Sanremo, sempre con Juha Kankkunen alla sua guida. Il giorno delle rivincite. Emanuele Pirro e l'Audi, campioni Superturismo 94. Tra poco a Grand Prix.